Dopo la 10ª giornata d'andata del campionato di Serie A2 maschile di pallacanestro nel girone Est, in testa alla classifica c'è la DeLonghi Treviso, che sfrutta il fatto di aver anticipato anche la partita valida per l'11° turno il prossimo, con i veneti che hanno battuto la Costa Imola per 77-65 e dunque, con una gara in più, sono riusciti a staccare la Segafredo Virtus Bologna, che nel turno è riuscita a vincere sul campo della Anwalt Recanati nel testa-coda della 10ª giornata. Grazie a 62 punti del trio formato da Lawson, Umè e Spissu, la Segafredo resta una delle principali candidate al salto di categoria assieme alla DeLonghi. Al terzo posto solidario, gli Sharks Roseto che hanno piegato in volata la Proger Chieti, approfittando dello stop della Contatto Fortitudo Bologna nel derby contro Imola, sempre sentito dalle due tifoserie. La squadra del momento è la Dinamica Generale Mantova di Alberto Martellossi, giunto alla 6ª vittoria consecutiva. Gli Stings di Martello si sono confermati specialisti nell'overtime, oltre che abili a vincere in trasferta su un campo di Piacenza. Proprio la Dinamica Mantova sarà la prossima avversaria della GSA Udine giovedì 8 dicembre alle ore 18 in una gara che andrà in diretta su Udinese TV. Mantova, al quarto posto, ha agganciato l'Alma Trieste, che ha battuto la GSA Udine nell'anticipo di sabato, nel sentitissimo derby davanti a 7.000 spettatori al Pala Rubini di Trieste. Nel gruppone a quota 8, che comprende anche la GSA Udine, sono salite pure Iesi e Verona, che ha vinto la prima partita con coach Dal Monte in panchina, avendola meglio sulla Unieuro Forlì, apparsa davvero mai in partita al Pala Olimpia Scaligero. Trieste, GM, che c'è da dire? Insomma. Sono sempre stati avanti dall'inizio, hanno preso subito un divario importante con alcune triple del loro americano. Poi la partita è stata un po' difficile, in salita, non abbiamo mai mollato, va detto, grandissimo Alan Ray. Però purtroppo questo è un gioco di squadra, serviva qualche altro compagno che gli desse una mano. Ho visto Coia in grande difficoltà. L'importante è che ci ricordiamo che i loro giocatori a fine partita sono stati sotto la curva a indossare la maglietta Udine ti odio, cosa di una bruttezza mai vista. L'importante è che non ce lo dimentichiamo. Tutto qua. Oggi hanno vinto loro, hanno meritato. Noi potevamo fare di più, abbiamo perso 17 punti, però io pensavo fossero più forti. Anche perché poi bastava, tra virgolette, bastava anche poco, nel senso che si è arrivati anche meno 6. Anche quando eravamo anche sotto i 14, 18, insomma, cioè la reazione della PUGSA c'è stata. Poi, insomma, se poi Da Ross ti segna da 8 metri, tiro da 3. Molto bravo Da Ross, gran partita anche Prandin, credo che loro due abbiano fatto la gara. Hanno vinto con merito, sono stati più bravi di noi, sono sempre stati avanti. A me dispiace per i nostri tifosi, però dobbiamo avere la memoria lunga, non dobbiamo dimenticarci, perché c'è ancora un'altra partita a giro di ritorno. Certo che dobbiamo capire perché Ocoia gioca così male, questo sicuramente. Antonio Stimeoli sta cercando di raggiungere la redazione, ma è meglio che non la raggiungi. Allora, senti, cosa ne dici di questa Udine Trieste? Ha vinto chi ha meritato, forse. Ha vinto chi ha meritato. Udine ha giocato una partita pressoché inguardabile nei primi due quarti, ha tentato di rimontare nel finale, all'inizio del terzo quarto. Ci sono state un paio di occasioni in cui deve mordersi le mani, un tiro uscito di poco da 3 di Ray, una palla sanguinosissima persa da Ocoia che non era in giornata oggi a metà campo, ha schiacciata loro, sono andati sopra di 20, anche di più. Poi c'è stata questa generosa rimonta, ma i buoi erano già scappati dalla stalla purtroppo. Sì, poi sempre rincorso, no? No, la cosa è che bisogna essere onesti, Udine non ha mai dato l'impressione di poter vincere la partita e questo credo che sia la cosa più brutta di tutto quanto. È rimandata la nostra PUGSA, però giovedì si torna già in campo, no? Bisogna ricostruire un'identità, bisogna ritrovare quelle certezze che la squadra aveva fino a 2 settimane fa, vale a dire fino alla vittoria di Verona. Ha perso una partita con una squadra al momento più forte, però onestamente se questa è una grande squadra io sono Ray Allen, non Alan Ray, come diceva lo speaker.
Capitano in quintetto base, il capitano sempre presente sul campo, però insomma, il risultato non è stato quello che ovviamente tutti noi volevamo. Ecco, secondo te perché siete sempre stati un po' sottotono forse? Sì, loro sicuramente sono stati più intensi di noi, hanno avuto tanti secondi tiri, palle vaganti quasi tutte loro, sono stati bravi a bloccarci in attacco, a parte Allan abbiamo fatto fatica. Purtroppo il primo tempo abbiamo sbagliato tanti tiri aperti che potevamo essere più vicini e magari fare un'altra partita. Abbiamo provato a rientrare alla fine, però più che altro con soluzioni personali, e alla fine complimenti a loro. Un po' di palle perse di troppo, insomma, no? E qualche rimbalzo loro che... Sì, no, avevamo detto prima della partita di stare attenti alle palle perse perché loro sono bravi in contropiede. E i secondi tiri, ripeto, ne abbiamo concessi troppi, loro sono stati bravi a sfruttare soprattutto questo perché contropiede probabilmente l'abbiamo bloccato abbastanza bene, però poi in attacco loro sono stati aggressivi per 40 minuti, noi non lo siamo stati e alla fine il risultato è giusto per loro. Se non si può dire nulla della APU è che ce l'avete tentata in tutto e per tutto, però siete sempre stati comunque in svantaggio, questo è da dire. Qualche oliatura in più forse negli ingranaggi, no? Ci voleva. Sì, dire che ci abbiamo provato è scontato, noi ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo. Ci manca ancora qualcosa, lo percepiamo, dobbiamo solo lavorare nel campo da basket, in allenamento. Perché forse la palla non girava come doveva girare a livello appunto di tutti i giocatori, no? Sì, sento spesso il capitano che dice che la palla non si muove giusta e secondo me ha ragione, non si muove ancora come dovrebbe. Quindi fra 3 giorni tornate a giocare però, quindi pensare ancora a questa, no, bisogna pensare a una squadra che poi è forte, Mantova. Sì, dobbiamo cercare di lasciarci alle spalle questo derby e pensare subito a giovedì, però da domani. Quasi una fisarmonica questa più, prima c'eravate, poi siete sotto di qualche 14, poi siete arrivati a -6 verso la fine. Ecco, c'è qualcosa che comunque non ha funzionato oggi, che cosa Lino? Sai, è una squadra questa che deve ancora trovare la sua quadratura, perciò andiamo ancora a sprazzi e una partita del genere chiaramente non potevamo giocare a sprazzi, come ho detto, dovevamo giocare con più continuità. È anche vero in una partita non eccelsa, però credo che la differenza l'ha fatto proprio le nostre, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo lasciato qualche rimbalzo di troppo a loro e soprattutto le nostre percentuali. Purtroppo abbiamo tirato parecchi tiri anche aperti e non l'abbiamo mai messa. È chiaro che poi con Trieste diventa difficile. Però il bicchiere mezzo pieno è che comunque anche sul -18 non abbiamo mollato e siamo arrivati lì a giocarsela fino in fondo, perciò abbiamo bisogno ancora un po' di lavoro per trovare sicuramente fiducia e anche la continuità che purtroppo questa squadra in questo momento non ha perché giochiamo ancora a sprazzi. Giocate a sprazzi che però giocate fra 3 giorni comunque, in un campo, quello di Mantova, che non è 3-4 giorni fortunatamente. Ecco, potresti fare qualcosa quindi in allenamento, devi lavorare sull'allenamento, no? Sì, dobbiamo lavorare, intanto dobbiamo recuperare energie perché questa è stata una partita intensa, ma non abbiamo tempo di pensare alle energie, dobbiamo lavorare duro, spero che i nostri giocatori abbiano la stessa voglia di tutti noi di rifarsi, veniamo da 2 sconfitte, questa qui del derby brucia, ma ripeto, oggi bisogna dire la verità, Trieste è stata più continua e più pronta di noi. Noi stiamo lavorando per migliorarci, sappiamo bene qual è il cammino nostro, perciò ancora più dei risultati in questo momento qua dobbiamo vedere veramente a far quadrare il cerchio, a trovare la continuità, a giocare bene insieme e non mollare mai in difesa, cosa che oggi purtroppo l'abbiamo fatto ma non per tutta la partita. Recuperare un po' forse Okoye la sua fiducia forse, no? Perché oggi l'abbiamo visto un po' abbastanza, perso una palla abbastanza grave insomma nel momento in cui voi stavate recuperando. Sì, ma soprattutto l'inizio di Okoye non è stato positivo, chiaramente l'accoppiamento con Green doveva essere almeno pari a nostro favore, è stato disattento nei primi possessi, ha lanciato Green in 8 punti di fila, questo non è possibile con un giocatore come Okoye che per prima cosa deve darci energia, grinta e prestanza fisica. Oggi sicuramente era scarico anche se poi alla fine si è un po' ripreso perché
ha fatto delle buone cose alla fine, ma chiaramente da lui mi aspetto sicuramente più attenzione, soprattutto dal punto di vista difensivo. Nel campionato di Serie C Gold, la sconfitta interna contro lo Jesolo ha interrotto la striscia positiva di 3 successi consecutivi della Calligaris Colno di Rosazzo. Un KO nato dalla brutta partenza, dopo 3 minuti il punteggio era 0-11 per i veneti, e dalle cattive percentuali al tiro di troppe pedine friulane. In tal modo la Calligaris ha fallito l'aggancio al secondo posto. Sconfitta anche la Blue Energy Codroipo nel derby regionale al Palacova di Opicina per conto dei padroni di casa della Ispem Jadran Trieste. Nel 72-55 con cui i Carsolini hanno regolato i friulani. Giusto segnalare i 4 uomini in doppia cifra per la formazione di coach Dejan Oberdan, mentre nella Blue Energy Codroipo si sono salvati solo Nata e Infanti, autori rispettivamente di 16 e 20 punti. Bel successo esterno infine della Energy Lab Monfalcone, che con un finale thrilling è riuscito a sbancare il parquet della Emery Tail Mestre vincendo per 64-65, rimontando anche 12 punti, divario che i cantierini avevano accumulato al termine del terzo quarto. L'eroe del giorno è il 20enne Riccardo Tossut, che ha realizzato a 2 secondi dalla fine su assist di Petrovic il canestro che ha permesso alla formazione di coach Franceschin di cogliere un prezioso successo. In Serie C Silver viene spezzata la coppia di testa formata da il Michelaccio San Daniele e dalla UBC Lattecarso Udine. Se i collinari di coach Sinone hanno battuto per 62-58 la Intermec Cordenons, la UBC Lattecarso Udine di Paderni ha perso in casa per mano del Bor Radenska Trieste per 60-61, lasciando dunque la vetta della graduatoria ed venendo agganciata anche dal Breg San Dorligo, a sua volta passato per 61-68 sul parquet della Ferroluce Romance. Il derby friulano tra Blue Service Fagagna e DGM Campoformido è stato vinto dai collinari per 68-63, mentre la Vida Latisana ha colto un bel successo sul campo del fanalino di coda Don Bosco Trieste, vincendo per 59-75 e agganciando a quota 8 punti la Goriziana, che a sua volta ha ammatato la Virtus Feletto. Difficile, era un'azione difficile, dovevamo andare a canestro. Ho visto il mio play attaccare, mi sono messo in una posizione da scarico e la cosa più ovvia era tirare. L'ho giocata, insomma, potevo tirare, potevo penetrare, è andata bene così, dai. Ho svuotato, ho cercato di concentrarmi solamente nel segnare il primo, l'importante era quello, perché se avessi sbagliato la pressione sarebbe aumentata, sarebbe stato decisamente più complicato segnare anche il secondo, quindi ho ricevuto indicazioni da praticamente tutti di sbagliarlo, ma vedendo comunque un secondo e mezzo era più indicato sbagliarlo, proprio perché comunque un rimbalzo magari, io avevo mirato al secondo ferro, ammetto, è andata bene perché è andato proprio là, un rimbalzo comunque lungo, magari con i lunghi che saltano, il tempo corre, è difficile tirare poi in quelle situazioni. Devo dire la verità, l'abbiamo preparata bene, ci siamo allenati bene comunque nell'ultima settimana, sempre con comunque difficoltà perché siamo un gruppo nuovo, molto giovane, abbiamo addirittura 3 2001, quindi si stanno dando molto da fare. Il ruolo mio del capitano Scocchi comunque è quello di tirare su tutti quanti il più possibile e devo dire che ci stanno seguendo e stiamo facendo veramente un bel lavoro. Sì, ribadisco, grande vittoria contro una grande squadra. Come ho detto già diverse volte, l'UBC è un esempio, per quanto mi riguarda l'esempio con cui ho pensato anche la nostra squadra di quest'anno, e quindi vincere qua contro una ottima squadra, una grande società, un grande tecnico come Andrea Paderni, doppia soddisfazione. Penso che ancora una volta la chiave sia stata l'ottima prestazione difensiva della squadra e il fatto che abbiamo giocato con coralità su entrambe le metacampo, quindi devo dire bravi i miei ragazzi, ecco. No, in verità la partita noi l'abbiamo preparata perché le ultime settimane stiamo pensando solo a noi stessi e ai ragazzi ho solo detto di fare le cose che sappiamo fare, di restare nelle nostre regole, e anche sull'ultimo time out gli ho detto difendiamo come sappiamo, nient'altro, se facciamo le cose che sappiamo fare possiamo vincere anche contro una ottima squadra come l'UBC. Prossimo turno Lanciavida in casa, quindi contro Maran, Moschioni e compagni.
Beh, io mi aspetto solo che continuiamo a lavorare martedì bene come abbiamo lavorato la scorsa settimana, tutto qua. Se continuiamo a lavorare bene possiamo avere delle nostre soddisfazioni. No, ma allora guarda, ha vinto la squadra che ha nettamente vinto di meritare. Poi è ovvio che quando perdi di un punto, hai tirato con meno del 50% di tiri liberi, è ovvio che bastava poco per portarla a casa. Però sicuramente ha strameritato il Bor. Noi siamo mancati innanzitutto dal punto di vista dell'atteggiamento e questa secondo me è la mancanza più grave, perché è la colpa peggiore di un allenatore. Secondo me l'allenatore è responsabile principalmente dell'atteggiamento in campo della sua squadra. Ha pochi meriti quando un giocatore segna 6 canestri da 3 punti e pochi demeriti quando magari tiri liberi col 40%. Quando però sbagli l'atteggiamento e lo sbagli continuativamente durante la partita e lo sbagli in diverse partite, perché non è la prima volta che succede, secondo me grandi colpe sono dell'allenatore. E quindi è quello che ho detto adesso in spogliatoio ai ragazzi, che se si aspettavano una scenata, una sclerata, che appendessi qualcuno al muro, non è assolutamente così, perché secondo me è proprio un discorso diverso. Noi quest'anno abbiamo vinto tante partite anche così e non va bene. Se oggi avessimo segnato 2 tiri liberi in più e avessimo vinto, il mio sentimento, il mio pensiero sarebbe stato esattamente lo stesso. Sono molto deluso, perché oggi si sono visti delle mancanze, delle lacune che non è la prima volta che si vedono. Sì, erano tutti che scuotevano la testa, cioè come se i problemi fossero all'esterno, ma ti ripeto, è stato un atteggiamento generalizzato, ma non è la prima volta e prima o poi la paghi e infatti è la seconda partita che perdiamo. Cioè, se non avessimo queste mancanze magari le avremmo vinte tutte. Però appunto a volte le vittorie ti nascondono dei problemi, per noi diverse volte è stato così, questa sconfitta è sacrosanta. Il prossimo turno giochiamo in casa del Breg, quindi insomma una partita difficile, ma del resto come sono tutte in questo campionato, insomma non ci sono partite facili, quindi insomma una partita difficile, magari un po' più difficile delle altre, perché il campo del Breg è un campo molto strano, molto piccolo, quindi c'è effettivamente un valore a giocare lì in casa, allenarsi lì e giocare lì oggettivamente per la squadra di casa è un vantaggio, insomma. Beh, sai, insomma alla fine noi quello che facciamo è molto chiaro, no? Insomma, facciamo giocare i nostri ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile, siamo una squadra giovane, insomma, margini di miglioramento sono ampi, insomma, l'unica cosa è che si continua sempre a lavorare, insomma, quello è il futuro dell'UBC. In Serie A2 femminile, la Delser Basket School Udine ha centrato la terza vittoria consecutiva, aprendo nel migliore dei modi il trittico di partite casalinghe in programma sino alla sosta natalizia. Contro la fila San Martino di Lupari, vinta 52-48 con un colpo di reni all'ultimo minuto, la Delser è riuscita a prevalere grazie all'abnegazione e alla maggiore lucidità nei momenti decisivi. A giocare al Benedetti non si capisce perché, è sempre molto dura. Infatti, come tutti sanno, giochiamo molto meglio fuori casa. Però oggi avevamo voglia di vincere, perché loro comunque diciamo che in classifica avevano 2 punti in meno, ma è come se fossero come noi. Li avevamo già incontrati gli altri anni e ci hanno sempre messo sotto pressione, abbiamo sempre fatto tantissima difficoltà e quindi volevamo fare quel gradino in più per affermarci e oggi l'abbiamo fatto, abbiamo vinto di 4, ma insomma meglio di così non potevamo chiedere. Le vittorie, sì, ormai è una, come si dice, un must, lo facciamo sempre, porta fortuna e continuiamo a farlo. Abbiamo avuto 5 partite consecutive, probabilmente le 5 squadre più forti del campionato, e oggi volevo vedere una reazione d'orgoglio, perché noi fisicamente andiamo sotto con tutte e oggi le ragazze hanno giocato in maniera splendida, hanno dato veramente tutto, non so quante botte hanno preso, purtroppo il metro che è stato veramente uguale, però se il metro è uguale e noi fisicamente andiamo sotto, sicuramente subiamo. Ripeto, non posso dire niente alle mie ragazze perché hanno veramente dato tutto, chi è uscito col sangue ai denti, chi è uscito con un gomito, va bene così. Mi dispiace perché
è logico, poi ti fai la colina in bocca, arrivi qui, vai avanti e gli ultimi 2 minuti provi a portarla a casa. Però insomma Udine sicuramente una marcia in più di noi ed è stata brava a tenere i nervi saldi fino alla fine. Esatto, adesso rimane l'amaro in bocca per la vittoria, poi alla fine dobbiamo fermarci e pensare sempre il motivo per cui la società ha voluto investire su questo campionato, ed il motivo è esclusivamente quello a fine anno di riuscire a portare una, meglio se 2 ragazze, a stare stabilmente in Serie 1. Quindi alla fine lo scopo di noi allenatori è questo. Certo che la vittoria aiuta a migliorare e a lavorare meglio. Sì, diciamo che dobbiamo di questa partita tenere soltanto il risultato, che va benissimo, era un risultato doveroso direi. La prestazione no, non ci è piaciuta, anche perché diciamo possiamo esprimere un gioco decisamente migliore. Ci siamo fatte un pochettino prendere la mano da questo agonismo e da questa fisicità che hanno cercato di contrapporre la squadra di San Martino per cercare di contenere il divario che sicuramente tecnicamente c'è. Sì, abbiamo la partita della festa, speriamo, della Madonna, perché bisogna riuscire anche a festeggiare dopo. Peraltro è una partita che viene contro una squadra Viterbo che anch'essa è una di quelle che dobbiamo cercare a tutti i costi di portare avanti e di portare con successo, perché sono quei punti preziosi per la nostra classifica e per la nostra salvezza. Ma il futuro della Delser è quella di riuscire e di sperare di poter fare la cena di Natale il 17 sera con ulteriori 4 punti in cascina e quindi poter festeggiare con merito una prima parte del campionato molto importante, e a quel punto, grazie ad Elser e agli sponsor, poter salutare tutto il nostro pubblico che è sempre molto caloroso e ci è sempre molto vicino. Allora, sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata una partita difficile, perché loro, come avete visto, pressano dal primo minuto fino all'ultimo a tutto campo, aggredendo, e quindi ci siamo preparati durante la settimana per questo. È stata una partita punto a punto, piena di emozioni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e finalmente abbiamo vinto in casa, oltre che fuori, con squadre molto, molto forti. Si è riusciti a prenderci anche questi 2 punti qua fra le mura di casa. Well, it was a very close game. We started off okay, but the third quarter was a bit slow. A couple of mistakes almost cost us the game, but we stuck together and we fought together as a team. And the end result, we won. I think we kind of underestimated them a bit because we played them in preseason and we won. But it's just a warning to us to be careful and to go into every game just not expecting anything, but to just totally focus and just to work harder. Well, it's a pretty cool city. I think the people make the city for me, so the people are good to me. They're nice. It's a pretty cool community. I don't really get to do much. I just go to the gym and I go to practice, but that's routine for me. But the people that I've experienced have been good, and the girls in the team have been amazing, welcoming me, and the families have been pretty cool. So the management of the team and the team itself, it's a pretty cool city. So Udine gets a thumbs up. We just got to keep working hard. We got to keep fighting. Every game is important. We're going to try to finish this half of the season on a very positive note. Come back in January to keep fighting. We might be new in the league, but we just have to show that we could fight and stay here. So it's all about a fight.